2 bombe d'acqua in poche ore con grandinate violente e consistenti e chicchi grossi come noci che hanno fatto strage di automobili e di grappoli d'uva, mettendo a repentaglio una vendemmia che già partiva svantaggiata a causa della siccità. Eventi rovinosi cui nostro malgrado cominciamo a fare l'abitudine. Non si placa l'ondata di maltempo che sta investendo il nord-est. Venerdì sera un lungo e potente temporale con grandine e forti raffiche di vento e una mole d'acqua quasi senza precedenti ha investito il Veneto ancora una volta e ha creato danni diffusi in particolare a Verona, Vicenza e Padova. Le grandinate hanno preso di mira in particolare Verona, che anche sabato all'ora di pranzo ha fatto il bis e si è imbiancata in particolare nelle zone intorno a San Giovanni Lupatoto proprio per effetto della massa di chicchi caduti al suolo. A Padova è stata la zona industriale a finire sotto acqua, con molte aziende impegnate fino a notte a mettere riparo ai danni per gli allagamenti e le infiltrazioni dovute alla mole d'acqua caduta. Ed si è allagata anche parte del centro storico, con Piazza delle Erbe a Padova che per qualche ora sembrava Piazza San Marco a Venezia. A Treviso un albero è caduto sull'auto di una mamma a Zero Branco, tragedia sfiorata per un soffio. La donna e il figlio sono riusciti a mettersi in salvo per un attimo. In crisi la vendemmia in corso in anticipo proprio in questi giorni e funestata soprattutto dalla grandine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi abbattuti, temperature che sono scese in picchiata di 10 gradi, mentre la nuova ondata di maltempo che sta investendo il nord-est porterà ad un'ulteriore diminuzione delle temperature. Un quadro desolante ed una fine a dir poco brutale dell'estate, che è stata tra le più calde degli ultimi secoli. Da lunedì però dovrebbe tornare a splendere il sole e a salire la colonnina di mercurio.